La Regione siciliana chiede al governo nazionale di rinviare di un anno il passaggio alla nuova TV digitale. Eletto il nuovo presidente e i componenti del consiglio direttivo. Bandita gara per intervenire sulla collina del caos, la base d'asta è di 2.500.000 euro. Primo passo verso le liberazioni, approvata riforma in gara dal 2024. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. La Regione siciliana chiede al governo nazionale di rinviare di almeno un anno nell'isola il passaggio alla nuova TV digitale con più avanzati standard tecnologici e una riorganizzazione delle frequenze previsto per il prossimo 1 marzo. A proporlo è il presidente della Regione Nello Musumeci. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Continuano le pressioni politiche verso l'attuale governo affinché si possa arrivare a una soluzione più conciliante verso la transizione al digitale 2 terrestre, che vedrà spegnere purtroppo tantissime voci libere nella nostra isola, ma anche delle altre regioni. Purtroppo il governo si ostina a fare orecchie da mercante verso le esigenze delle TV locali e verso centinaia di lavoratori che perderanno il loro posto di lavoro. Più il giro economico creato nell'indotto radiotelevisivo, maestranze, tecnici pubblicitari, cameraman, freelance, un mondo che viene insomma spento d'imperio, in quanto deciso tanti anni fa. Ricordiamo che la scelta fu allora del governo Renzi, ministro Calenda con l'avallo di Gentiloni, che avviarono la fase al digitale 2 vendendo le frequenze da sempre alle TV locali, la banda dei 700 MHz con un'asta milionaria. Ma oggi bisogna lasciare libere le frequenze. Anche oggi il nostro Giorgetti, ministro della Lega, e la sottosegretaria Ascani del PD non sembrano farsene una ragione, insomma un muro di gomma, una politica che vede solo una decina di emittenti dire la loro. Numerose e tante le prese di posizione da parte di esponenti di spicco della politica. Oggi finalmente il nostro presidente Musumeci sembra svegliarsi e in un comunicato stampa afferma come la Regione siciliana chiede al governo nazionale di rinviare di almeno un anno nell'isola il passaggio alla nuova TV digitale con più avanzati standard tecnologici e una riorganizzazione delle frequenze previsto per il prossimo 1 marzo. Mi sono fatto personalmente portavoce, afferma il governatore della Sicilia Musumeci, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, dell'esigenza di aprire un tavolo tecnico. Il passaggio verso nuovi standard è inevitabile, ma nell'interesse di tutti è necessario allo stesso tempo garantire ai cittadini la possibilità di adeguarsi tecnologicamente alle emittenti e di essere in grado di continuare a operare. Nella proposta al governo nazionale Musumeci sottolinea come ad andare incontro a ulteriori difficoltà saranno proprio tante emittenti televisive siciliane che già operano in contesti economici e sociali particolarmente delicati, continuando a rappresentare il punto di riferimento per l'informazione nello specifico territorio e garantendo una stabile occupazione per centinaia di giornalisti e specialisti locali. Per quanto riguarda l'adozione dei nuovi standard, continua il Presidente della Regione, richiama l'opportunità di effettuare una valutazione dell'andamento della diffusione degli apparecchi televisivi più recenti e della tempistica delle azioni introdotte per favorire questo passaggio tecnologico. Esiste il fondato timore, conclude il Presidente Musumeci, che tale iniziativa, oltre a nuocere alla pluralità dell'informazione, potrebbe aprire la strada a una crisi occupazionale senza precedenti in un settore peraltro altamente specializzato. Così come anche Forza Italia, il gruppo parlamentare a Roma, si esprime con quanto scritto e fatto in questi giorni dalla parlamentare siciliana componente della Commissione Bilancio Prestigiacomo, che afferma come salviamo le emittenti televisive private, il governo e le forze politiche facciano fronte comune affinché l'informazione libera e indipendente prosegua senza la spada di Damocle penda sulla loro testa. Molte delle televisioni private del Paese nei prossimi mesi rischiano la chiusura a causa delle limitazioni di bande e dei costi esorbitanti per accedervi. Il Parlamento sta esaminando il milleproroghe a tutela del diritto dell'informazione. Fare in modo che questo provvedimento entri nel merito
della questione e garantisca nel tempo l'Agcom possa intervenire con lungimiranza, coerenza. In gioco c'è uno dei principi democratici più importanti, così come il lavoro di migliaia di operatori del settore, donne e uomini. Intanto proprio oggi inizia lo sciopero della fame Pino Magnacci, storica emittente di Partinico, che vedrà spegnere il suo segnale per il taglio delle frequenze. Una manifestazione è stata indetta da un gruppo di editori siciliani che al momento sono a Roma a protestare per il prossimo mercoledì, tra questi anche uno storico editore come Sebbi Roccaro. Ancora una intimidazione, la terza in meno di un anno, nei confronti di un imprenditore titolare di una struttura ricettiva a Palma di Montechiaro. La carcassa di una gallina con la testa mozzata è stata posizionata davanti l'ingresso dell'azienda con un gesto che non lascerebbe spazio alle interpretazioni. L'imprenditore è bersaglio dell'ennesimo atto, lo stesso a cui lo scorso luglio fu recapitata una testa di pecora e un proiettile, e 4 mesi prima fu sparata una raffica di colpi di arma da fuoco, almeno 15 all'interno dell'immobile. Della vicenda se ne occupano i carabinieri della compagnia di Licata, coordinati dalla Procura di Agrigento, che ha aperto un fascicolo d'inchiesta al momento a carico di ignoti. Stabilimenti balneari, primo passo verso le liberazioni, approvata riforma in gara dal 2024. C'è il servizio. Fare chiarezza in un settore complesso e delicato che riteniamo essere senza dubbio strategico per l'economia e l'occupazione di tutto il Paese. La riforma delle concessioni balneari riceve il via libera all'unanimità. Poco prima delle 19 di ieri è arrivato l'ok da parte di tutti i ministri agli emendamenti al DDL concorrenza che introducono la riforma prevedendo la messa a gara dal 1 gennaio 2024. Fonti interne alla Lega riferiscono all'ANSA che già da questo mercoledì Matteo Salvini incontrerà i rappresentanti di imprenditori e lavoratori del settore dei balneari. Tuttavia, al fine di evitare noi condividiamo questa esigenza, un impatto significativo da un punto di vista socio-economico che sarebbe derivato da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni, e al fine di consentire al legislatore di ordinare la materia in conformità appunto con i principi di derivazione comunitaria, il giudice amministrativo ha posticipato l'efficacia delle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative in essere sino al 31 dicembre 2023. Così dal Movimento 5 Stelle siamo soddisfatti, stop ai privilegi, si pone fine a dannosi privilegi e a una situazione svantaggiosa per i cittadini. Per il PD sintesi ragionevole tra interessi differenti, positivo dunque l'equilibrio individuato dal governo sulle concessioni balneari che sarà oggetto di valutazione da parte del Parlamento. La più grande criticità, guardate, riscontrata e vissuta dalle migliaia di aziende di questo comparto finora è la confusione, l'incertezza e l'aleatorietà della relativa posizione giuridica ed economica, che ha impedito loro di lavorare con serenità in questi ultimi anni e di programmare o attuare gli investimenti necessari ad ammodernare e migliorare l'offerta dei servizi proposta. Oggi abbiamo dunque il dovere di dare stabilità e certezze a questi operatori, smettendo una volta per tutte di piantare bandierine ideologiche che non hanno prodotto nessun risultato in questi anni, ma che hanno solo alimentato purtroppo false speranze, ingenerando anche un senso semmai di frustrazione o di abbandono da parte di tanti operatori del settore. Per Fratelli d'Italia esproprio invece ai danni di 30.000 imprese. È assurdo che con la crisi ucraina, il caro bollette e l'aumento del prezzo di molti generi di prima necessità, il governo Draghi individui nelle concessioni balneari la priorità per la nazione che con tesi strampalate legittimi la demonizzazione di un'intera categoria, dichiara la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. A suo parere la riforma non c'entra nulla con l'entità dei canoni, il costo di un lettino o la cementificazione delle coste, ma è soltanto un vergognoso regalo alle multinazionali straniere. La reazione delle associazioni, disconosciuti nell'emendamento e contenuti del tavolo tecnico, enti concedenti impreparati a gestire un percorso così complesso nel brevissimo periodo, mancanza di rispetto evidente verso comuni e regioni, e il commento a caldo con l'ansia di Marco Maurelli, presidente di Federbalneari. Con questo atteggiamento non è l'Europa che ci dice di fare qualcosa, ma il governo italiano che ci sta mandando in pasto all'Europa e sta aprendo le porte agli investitori stranieri, attacca Fabrizio Licordari, presidente di Assobalneari Italia, aderente a Federturismo Confindustria. La proposta approvata dall'esecutivo punta adesso a garantire una maggiore qualità delle spiagge e dei servizi dei lidi, oltre a promuovere una maggiore concorrenza sulle concessioni.
Per questo noi riteniamo necessario avviare un fondamentale confronto con le regioni, i comuni e le associazioni di settore e all'esito dello stesso definire rapidamente una normativa di riforma ragionevole, organica e coerente. Nei bandi di gara per le nuove concessioni balneari, si legge in una bozza di emendamento del governo, è presente un criterio che prevede clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente. Non solo, uno dei requisiti è garantire a tutti l'accesso al mare. Ecco il lavoro allora che siamo chiamati a fare nell'interesse del Paese, aprire una nuova stagione che si conformi ai principi fondamentali dell'ordinamento italiano e di quello europeo per quanto riguarda la prestazione di servizi mediante l'utilizzo di beni pubblici, ma farlo in modo equilibrato, evitando di dare il via a possibili speculazioni finanziarie sulle coste italiane o iniziative economiche non rispettose del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale che queste coste rappresentano, ed evitando di lasciare senza alcuna tutela e garanzia economica, occupazionale migliaia di aziende e lavoratori che vengono da decenni di storia, di sudore, di impegno e di fatica nel nostro territorio. Il fenomeno di erosione, già rilevato da tempo, si aggrava giorno dopo giorno. Adesso la gara per intervenire sulla collina del Caos è stata bandita. Tradotto significa un primo passo per la messa in sicurezza di quell'area di costa che collega Porto Empedocle ad Agrigento. La collina del Caos sta scivolando giù per colpa dell'azione combinata del mare che erode la base e l'evidente dissesto idrogeologico a monte. I rilievi sono stati eseguiti quasi 2 anni fa, più di un anno per appoggiare il progetto e finanziare i lavori. Arrivata adesso la gara della Regione Siciliana per assegnare i lavori per un importo a base d'asta di circa 2.500.000 euro. Si interverrà anche sulla sovrastante statale 640, anche questa minacciata dall'arretramento della costa. Valorizzare i prodotti del territorio, un nuovo progetto targato Diodoros, la prima colazione e l'aperitivo con prodotti nati nel Parco Valle dei Templi. Arturo Cantella. Presentato stamani alla Valle dei Templi di Agrigento presso il Museo San Nicola il progetto Diodoros, un tesoro da scoprire per amare il territorio. Quest'estate chi arriverà in Sicilia potrà scoprire il marchio Diodoros, l'unico che ha messo a sistema prodotti nati nel Parco della Valle dei Templi, ma troverà anche un paniere di prelibatezze declinato nei siti turistici come completamento elegante di percorsi slow di riscoperta del territorio. Il prodotto è il risultato finale di un progetto che ci vede coinvolti da più di 15 anni, che non è altro che il racconto di una storia, è quello che ci preme soprattutto portare avanti come progetto. Il racconto di una storia che è lunga 2600 anni, di terreni che sono passati da un esproprio generalizzato a una valorizzazione che tiene conto delle risorse di questo territorio che, lo voglio sempre ricordare, è sia archeologico ma che anche paesaggistico. Questo binomio sono due azioni che si compenetrano tra loro, e Diodoros è questo progetto, ma non è la mera produzione di quello che traiamo da questi terreni in cooperazione con i nostri gestori. È il racconto di una storia, il racconto di una storia meravigliosa, e noi siamo orgogliosi di essere custodi di questa storia che vorremmo far conoscere, e oggi è uno dei primi appuntamenti. Seguirà poi con la inaugurazione di Casa Barbadoro, che sarà la location dove si racconterà questa storia. Direttore, ecco, come si ci avvia questo Covid che sta piano piano scemando? Quali sono le azioni vostre anche da un punto di vista promozionale per tutto quello che fate? Noi non ci siamo mai fermati, è ovvio che il Covid in questi anni ha un po' frenato le nostre risorse, ma devo dire non la nostra attività, che è stata a 360 gradi su tutta la provincia. Lo è stata perché abbiamo avuto anche risorse fuori dallo sbigliettamento, e ci vede protagonisti sia nella valorizzazione delle aree che nell'approfondimento scientifico. Voglio solo 2 casi ricordare: il rapporto con l'Università di Bologna, il quartiere ellenistico romano con preziosi ritrovamenti, e il lavoro degli edifici pubblici Giunone e con la Normale di Pisa. Quindi non solo approfondimento scientifico, ma approfondimento culturale e di valorizzazione. Stiamo lavorando
perché speriamo che questa pandemia quest'estate sia ancora più attenuata rispetto alla scorsa estate. I numeri ci sono, stanno cominciando a esserci. L'anno scorso in questo periodo eravamo chiusi, questa è già una buona notizia, il fatto che siamo stati aperti anche in questi primi mesi invernali, e lavoreremo per offrire ancora ai nostri visitatori sia delle aree bene conservate che progetti culturali validi. Direttore, il vedere la valle piena di mandorli evoca ricordi di una sagra del mandorlo in fiore che da diversi anni non si fa. Ecco, in tal senso ci può dire qualcosa sulle novità? Ci sarà qualche evento particolare? Insomma, ci dica qualcosa in merito. Il festival, così come lo avevamo concepito e realizzato negli ultimi anni, purtroppo non si è potuto fare, perché è evidente che l'attuale sistema di pandemia ha frenato tutte le lavorazioni, però non da ora, ma abbiamo già un progetto un po' diverso, dove il mandorlo è l'inizio, continua, diciamo, in una ragionata sistema culturale che vede la valle il fulcro da dove nasce questo festa culturale, che poi viene, diciamo, spalmata per tutto il territorio. Stiamo lavorando a una progettazione molto più lunga, che non sarà solo i primi 10 giorni di marzo, ma che accompagnerà questo territorio sino all'inizio dell'estate, in una festa, chiamiamolo così, gioiosa, che tenga conto anche della primavera inoltrata. Il Parco Valle dei Templi, con questa iniziativa del progetto Diodoros, chiaramente dà lustro a quello che è il nostro territorio. Il pensare di inserire all'interno della fruizione turistica e culturale della nostra città di Agrigento anche un'esperienza, in questo caso alimentare, con le marmellate, no? Con le confetture, il vino, l'olio locale, è un importante segnale che si dà al turista che viene ad Agrigento, anche per provare quelle che sono le esperienze appunto enogastronomiche, quindi il sapore, il gusto e l'arte della cultura che saporiamo in tutta la nostra città, partendo dalla Valle dei Templi per poi continuare nel centro storico. Importante da un punto di vista anche turistico il coinvolgimento delle strutture ricettive, quindi all'interno appunto di alcune strutture, con questo format che hanno ben pensato di fare il parco, ci sarà la possibilità appunto di assaporare questi prodotti, e quindi ci sarà sempre un collegamento maggiore tra la valle, la cultura, la storia, l'arte e anche il gusto, che è importante. Le novità sono i succhi i prodotti a base di fico d'India, quindi succo di fico d'India, fiori di fico d'India e confettura di fico d'India. Tutti prodotti a base di agrumi, marmellate, scorze candite, polveri di agrumi e succo d'arancia. Le erbe aromatiche, che in valle molte crescono spontanee, e in questo momento abbiamo timo, alloro e rosmarino, arriverà anche il peperoncino e l'origano. E poi le creme dolci a base di pistacchio e mandorle. Il pane sì, ci sta lavorando, nel senso che l'idea è far recuperare parte dei terreni che ci sono ancora liberi al parco, impiantare grani antichi e produrre pane e pasta. Il sindaco di Santa Elisabetta Mimmo Guelli è stato eletto all'unanimità nuovo presidente dell'ATI, l'Assemblea Territoriale Idrica di Agrigento. L'Assemblea dei Sindaci ha eletto anche componenti del Consiglio Direttivo, vicepresidente Margherita La Roccaruvolo, sindaco di Montegavago, poi il consigliere direttivo è composto da Franco Miccichè, primo cittadino di Agrigento, Francesca Valenti di Sciacca, Vincenzo Corbo di Canicattì, Stefano Castellino di Palma di Montechiaro e Milko Cinà di Bivona. Con la votazione di oggi si apre una nuova stagione importante, soprattutto sul fronte dei tanti finanziamenti sulle reti idriche che permetteranno di migliorare la gestione idrica in provincia, dichiara il presidente Guelli. In questi anni tanti sono stati i risultati raggiunti, dall'approvazione del piano d'ambito alla costituzione della nuova società AICA che ha sostituito Girgenti Acque. Cambio al vertice del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Agrigento. Pasquale Rutigliani prende il posto di Alberto Giordano. Vediamo. Passaggio di consegne tra due ufficiali
comandanti del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Agrigento, il capitano Giordano che nell'ultimo anno ha lasciato il segno, in particolar modo si è distinto in importanti attività investigative ma anche in quotidiane azioni di contrasto al crimine predatorio. Un capitano, un ufficiale, un ragazzo a cui va il mio ringraziamento per l'impegno e il mio in bocca al lupo per il futuro incarico. Di contro do il benvenuto al tenente Rutigliani, un giovane ufficiale che avrà tanta strada da fare in una realtà sempre più complessa e difficile. Con quale spirito lascia Agrigento e cosa ricorda da Agrigento? Beh, lo spirito sicuramente non è felice, sono triste di lasciare questa città, è stato un anno breve ma intenso, pieno di soddisfazioni, pieno di conoscenze, pieno di obiettivi che siamo riusciti a raggiungere grazie alla collaborazione e alla sinergia con la quale si è lavorato con la Procura della Repubblica di Agrigento, quindi un ringraziamento particolare alla Procura della Repubblica di Agrigento, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Colonnello Vittorio Stingo, al Maggiore La Rovere che ha comandato la compagnia e mi ha guidato per questo anno di permanenza ad Agrigento, e un ringraziamento a tutte le persone che ho conosciuto che mi hanno trasmesso dei valori, e quindi un ringraziamento a tutte le persone con le quali ho avuto a che fare, con i giornalisti che sono sempre stati rispettosi e con i quali si è collaborato fino all'ultimo giorno. Un prezioso in bocca al lupo al mio successore, al tenente Rutigliani, al quale auguro buona fortuna. Tenente, ecco, Agrigento non è una piazza semplice, sicuramente ci sarà tanto da fare. Senza dubbio, le problematiche da affrontare sono tante, in primo luogo la criminalità predatoria della nostra città e tanti fenomeni comunque emergenti. Faremo del nostro meglio, sempre in sinergia e in collaborazione con la Procura della Repubblica, tutto quanto il comando opererà al benessere dei cittadini e della comunità tutta. Sarà impegnativo, ma faremo del nostro meglio. Da dove viene lei? Da Bari. 2 schiaffi in volto alla cognata al culmine di una lite. Un 80enne pensionato di Grotto è stato denunciato dalla parente, una 62enne del luogo, che è andata alla locale stazione dei Carabinieri raccontando di aver subito l'aggressione. La donna ha descritto quanto avvenuto all'interno delle mura domestiche. Al via l'attività di indagine per capire e ricostruire con estrema chiarezza l'accaduto. Seminari formativi online. L'iniziativa è voluta dall'Ordine degli Architetti, il servizio di Francesco Milano. Continua l'impegno da parte dell'Ordine degli Architetti a indirizzare ed affiancare i suoi iscritti. Progettazione digitale e formazione professionale sono i temi al centro del seminario online in programma venerdì dalle 15:30 alle 17:30. Sarà possibile partecipare a titolo gratuito iscrivendosi fino alle 11 di venerdì nell'area riservata sul sito web dell'Ordine. Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, con decreto 312 del scorso 2 agosto, in applicazione al Codice dei Contratti, ha sancito l'obbligo dell'uso del BIM e quindi di nuovi sistemi informativi digitali per la progettazione di opere pubbliche, con decorrenza differita nel tempo in relazione dell'importo dei lavori. Per fare un esempio, già da quest'anno l'uso del BIM è obbligatorio per la progettazione di opere di importo pari o superiore a 15 milioni di euro. Ma sappiamo bene che questa soglia dei 15 milioni di euro scenderà entro il 2025 ad 1 milione di euro, per cui riteniamo di fondamentale importanza offrire ai nostri iscritti, agli architetti agrigentini, una buona opportunità per conoscere nel migliore dei modi la progettazione digitale e per rendere quindi le loro strutture professionali competitive in un mercato in forte evoluzione. Proprio partendo da questi presupposti, unitamente alla Fondazione Architetti del Mediterraneo, abbiamo pensato di organizzare per venerdì prossimo un seminario che terremo in webinar sulla piattaforma dell'Ordine dalle 15:30 alle 17:30 proprio sul tema del BIM. Ci sarà spazio anche per la
formazione delle figure che ruotano attorno al BIM. Mi riferisco al BIM Specialist, al BIM Coordinator, al BIM Manager. Tutte figure che trovano spazi enormi nel mercato, sono molto richiesti dal mercato su scala nazionale. Quindi invitiamo gli interessati a partecipare, interessati che possono iscriversi direttamente sulla piattaforma utilizzando lo spazio appositamente riservato nell'home page del sito web del nostro ordine. Si è da poco concluso il corso di aggiornamento professionale organizzato dall'Ordine della Fondazione per i giovani architetti, che ha riscosso un notevole successo in termini di partecipazione e per gli argomenti trattati, e che ci ha incoraggiato ad individuare nuovi percorsi formativi attraverso la diciamo così, progettazione di un pacchetto di corsi che partiranno nei prossimi mesi in primavera e che riguardano dei temi e degli argomenti, potremmo dire inediti, nel senso che fino ad oggi non sono stati trattati dal nostro ordine e che attengono ad argomenti innovativi come il fotorendering, la fotografia in architettura, il marketing, con il fine precipuo di fornire agli studi professionali nuovi strumenti o degli strumenti utili per un'ulteriore innovazione appunto degli studi stessi. Uno di questi corsi parte a breve e riguarda il BIM. I cittadini di Messina saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco dopo le dimissioni anticipate di De Luca, che adesso corre per la presidenza della regione. Vediamo. Se era opportuno, sinceramente non lo so. Diciamo che sarà il tempo a dire se ha fatto bene o ha fatto male. Io spero che possa venire una persona che possa riqualificare Messina, soprattutto dal punto di vista commerciale e dal punto di vista, diciamo, etico della pulizia, soprattutto perché non va bene con la situazione che c'è attualmente. Credo che l'abbia fatto per il bene della città e insomma anche per cercare di dare un nuovo slancio a quello che è stato il suo mandato e la sua poi carriera a tutti gli effetti. Ecco. Credo che lui debba lasciare ora spazio a quello che verrà dopo, anche perché il suo operato è stato comunque ottimale, e dare insomma possibilità alla città di avere una certa continuità anche con quello che è stato poi il suo candidato Basile, insomma vedere come potrà evolversi la questione. Purtroppo l'atteggiamento non mi sembra, voglio dire, molto consono alla figura del sindaco, per cui da questo punto di vista forse è meglio che lasci ad altro la continuazione, diciamo, del suo percorso. Ormai è definitivo, penso che comunque ormai non può più tornare indietro, evidentemente va avanti più per l'interesse personale, non che non sia stato un buon sindaco, perché tutto sommato, a parte il suo carattere particolare, diciamo che le cose le ha fatte rispetto ai suoi predecessori e quindi non possiamo parlarne proprio male. Certo, in questo momento ha dato una dimostrazione che interessa più gli interessi personali che non quelli della città. A me De Luca piace, quindi le posso dire che se restava per me era meglio. Per me, come per tante altre persone che nella città lo vogliono bene. Io avrei preferito che lui restasse. Non mi piace il suo modo di comportarsi, il suo modo di agire, molto sopra le righe. Ecco, non me lo sento vicino, ecco. Si esaltava, cioè pare che era al di sopra di tutti, insomma, ecco, questo comportamento non ci è garbato, insomma, assolutamente. Il prossimo sindaco, secondo lei, che caratteristiche deve avere? Perlomeno deve essere a livello dei cittadini, deve essere alla portata di tutti, non sopra le parti, diciamo. Non c'è proprio il comportamento che ha avuto in questi anni qua, a parte il fatto come si è comportato pure con la giunta, con tutto, insomma va.
Il 16 agosto 2016, lungo l'ex strada statale 115 tra Siculiana e Montallegro, Samuele Miceli, 8 anni, di Siculiana, alla guida di un motorino sottratto al nonno, morì perché si schiantò contro un'automobile. Ebbene, adesso il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Agata Anna Genna, con la formula perché il fatto non sussiste, ha assolto il conducente dell'automobile, Massimiliano Spataro, 53 anni, di Realmonte, imputato di omicidio stradale per aver mantenuto una condotta di guida imprudente a velocità elevata e frenando il ritardo. Il difensore, l'avvocato Salvatore Maurizio Bugea, in base ad accertamenti tecnici eseguiti in dibattimento, ha dimostrato che è stato il motorino a invadere la corsia di marcia e che Spataro, che non ha superato il limite di velocità, non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. Il giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Nicoletta Sciarratta, ha condannato a 3 anni e 6 mesi di reclusione GS, queste le iniziali del nome, 48 anni di Agrigento per i reati di maltrattamenti in famiglia, lesioni e minacce, episodi risalenti al 2019. Lui è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e pagherà una provvisionale di 9.500 euro alla parte civile. L'uomo avrebbe picchiato la moglie anche in presenza dei figli, uno dei quali all'epoca minorenne. Lei ha subito e poi lo ha denunciato. L'uomo deve rispondere anche di minacce nei confronti di una vicina di casa che in un'occasione è intervenuta a difesa della donna. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. No al parco eolico offshore Allegati, è la linea emersa in Commissione Ambiente dell'Assemblea siciliana, che ha approvato all'unanimità una risoluzione che impegna il governo Musumeci a esprimere pareri contrari a qualsiasi tipo di autorizzazione richiesta per la realizzazione degli impianti. I dettagli nel servizio. Il canale di Sicilia resta libero dai parchi eolici offshore. È un coro di no quello che arriva all'Assemblea regionale siciliana, dove la Commissione Cultura ha approvato all'unanimità la risoluzione che impegna il governo Musumeci a esprimere pareri contrari a qualsiasi tipo di autorizzazione richiesta per la realizzazione degli impianti a largo dell'arcipelago delle Egadi. 2 progetti proposti per produrre energie rinnovabili nelle acque a circa 45 km da Favignana, Marettimo e Levanzo. Il primo, della società SIASMED SRL, prevede la realizzazione di un parco offshore di tipo floating composto da 25 turbine. Il secondo, della Renexia SPA, è invece un parco offshore di tipo galleggiante con relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, costituito da 190 aerogeneratori. Ma la risoluzione proposta dal deputato del Partito Democratico Nello Di Pasquale, sollecitato dai sindaci della fascia costiera, ha ottenuto il semaforo verde in commissione. Tra le motivazioni messe nero su bianco nell'atto parlamentare, l'inestimabile patrimonio archeologico dei fondali. Il canale di Sicilia, si legge, costituisce sito di rilevante interesse archeologico per la quantità e varietà di reperti sommersi. Già nella scorsa legislatura il governo, guidato da Rosario Crocetta, aveva sbarrato la strada agli impianti al largo delle coste, mentre adesso gli amministratori locali avevano sollevato dubbi sulle possibili ricadute negative in materia di navigabilità, marineria e ambiente. La risoluzione evidenzia anche che il sito in cui potrebbero sorgere i parchi eolici copre l'area del Banco Scherchi e del Banco Tablot, formazioni rocciose sottomarine che nel corso dei secoli hanno causato l'inabissamento di navi e custodiscono, tra le altre, le vestigia di imbarcazioni risalenti all'epoca degli scambi con l'antica Cartagine. A lanciare l'allarme erano stati anche sindacati preoccupati dell'impatto dei parchi su pesca e turismo. Non sappiamo, dicono da CGIL, Cisle Will, Giovanni Di Dia, Franco Nuccio e Tommaso Macadino, quali conseguenze l'impianto potrebbe portare a dei settori fondamentali quali quello della pesca, litti, turismo e il turismo stesso. Di più, nonostante le rassicurazioni della società sull'ecosostenibilità del progetto, secondo i sindacati nulla è stato detto di esaustivo
studio sull'impatto per i settori lavorativi coinvolti. Dalla società Renexia fanno sapere che la risoluzione è stata votata sulla base del progetto preliminare dell'impianto Midwind, ormai superato. Nei giorni scorsi l'azienda ha inviato ai parlamentari delle commissioni ambiente e attività produttive dell'ARAS la documentazione sul progetto presentato al MITE, aggiornato, e chi ha chiesto di poter essere sentita in audizione. Nel tratto di mare individuato per la realizzazione del parco Midwind, osservano da Renexia, i ricercatori non hanno individuato alcun sito di interesse storico e archeologico. Inoltre, secondo l'azienda, la significativa distanza dalle coste consente di escludere impatti negativi sulle attività turistiche, ma lo stop della commissione intanto è stato unanime. Qualunque nuovo progetto dovrà di nuovo passare al vaglio dell'Assemblea. Domani, giovedì 17 febbraio, in tutta Italia, su iniziativa della Coldiretti, manifesteranno agricoltori e allevatori. Ad Agrigento si raduneranno con trattoria a seguito dalle ore 9 in poi in piazza Vittorio Emanuele. La Coldiretti spiega: gli agricoltori e gli allevatori siciliani non ce la fanno più. Se i prezzi per le famiglie corrono, i compensi riconosciuti agli agricoltori e agli allevatori non riescono neanche a coprire i costi di produzione, con il balzo dei beni energetici che si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole costrette a vendere sotto costo. Il Rotary Club di Agrigento ha donato 7 computer portatili per la didattica a distanza al liceo Leonardo di Agrigento. Saranno consegnati alle famiglie più bisognose. Arturo Cantella. 7 tablet per la DAD sono stati consegnati e donati dal Rotary Club di Agrigento al liceo scientifico Leonardo. L'agenzia governativa americana USAID, che opera nel settore umanitario, ha scelto il Rotary International per una sovvenzione umanitaria nell'ambito della lotta alla pandemia contro il Covid-19, approvando per il distretto 2110 un finanziamento per il progetto nell'ambito della didattica a distanza denominata Tablet per DAD, al fine di venire incontro alle esigenze delle scuole e favorire le famiglie meno abbienti. In tale contesto, al Rotary Club di Agrigento sono stati attribuiti ben 7 tablet che sono stati consegnati stamane al liceo scientifico Leonardo di Agrigento, che si impegnerà poi a distribuirle alle famiglie più bisognose. Presente la dirigente scolastica Patrizia Pilato. Ovviamente plaude all'iniziativa del Rotary, perché va intanto a testimoniare il costante rapporto della scuola con il territorio, e poi in particolare va ad implementare già quella dotazione tecnologica importante del liceo, che soprattutto in questi ultimi anni ha caratterizzato i nuovi processi di insegnamento e apprendimento all'interno della scuola. In più, ovviamente, la finalità è nobile, perché specificatamente il Rotary destina questi tablet agli studenti, diciamo, meno abbienti, quindi anche noi abbiamo questa politica ovviamente all'interno dell'istituto, per cui implementeremo in particolare questo pacchetto di dotazioni tecnologiche. Praticamente dobbiamo ringraziare l'agenzia governativa americana che opera nel settore umanitario, che ha individuato nel Rotary International il partnership per portare avanti il progetto Tablet per didattica a distanza. Il nostro distretto 2110, presieduto dal governatore Gaetano De Bernardis, ha avuto finanziato $100.000 per l'acquisto di 300 tablet, che 7 dei quali sono arrivati al liceo scientifico Leonardo di Agrigento. Ovviamente questo rientra in quelli che sono i principi rotariani del service. Grazie. Okay. Inaugurato il nuovo blocco operatorio al Policlinico Universitario di Messina. Vediamo. Inaugurato a Messina il nuovo blocco operatorio del padiglione F del Policlinico Universitario Martino. Il nuovo blocco operatorio di circa 500 metri quadrati comprende 4 sale chirurgiche dotate di tecnologie sofisticate e di un settore che prevede anche una sala di preparazione e una di risveglio con 4 posti letto ciascuna. Gli oggetti del futuro sono quelli di rendere non soltanto tutto questo blocco operatorio di 4 sale operatorie del quarto piano del padiglione F, ma tutte le sale operatorie del Policlinico a questo livello.
è quello di aprire altri reparti all'avanguardia e di innovazione importante, è quello di rendere un policlinico normale. E siccome è noto che io non ho mai fatto annunci ma soltanto portato avanti progetti e realizzati, e dopo che sono stati realizzati dimostrare quello che abbiamo fatto, sono certo che nei prossimi mesi avremo una serie di eventi che dimostreranno tutto il lavoro svolto in silenzio, con rispetto dei lavoratori, degli studenti, dei colleghi, perché non servono gli annunci al Policlinico, che ne ha avuti troppi per troppi anni. È il momento dei fatti, è il momento della concretezza, e oggi che c'è un PNRR alle porte che stanzia 800 milioni di euro solo per la Sicilia in sanità, è il momento di fare sistema, di parlare con le altre istituzioni. Basta annunci, ma soprattutto realizziamo progetti e opere per rendere i nostri ospedali all'avanguardia, perché la pandemia ci ha insegnato anche questo. Sono delle sale multimediali, se mi è consentito utilizzare un aggettivo, bellissime, perché non solo per l'aspetto esteriore ma per i contenuti, perché tutte le attrezzature tecnologiche che l'università e l'azienda hanno voluto nel fare questo complesso, nel completare questo complesso operatorio, permetteranno un miglioramento delle nostre cure, e tutto ciò avrà naturalmente aspetti positivi sulla prognosi dei pazienti e nella cura delle malattie. Come ho detto precedentemente, io sono entrato in questo policlinico, in questo complesso 40 anni fa, e le sale operatorie di 40 anni fa mi sembravano bellissime rispetto alle esistenti in città. Poi per 40 anni sono rimaste, man mano sono passate dal futuro che rappresentavano nell'81 al passato di oggi. Forse questa oggi è il futuro, ma mi auguro che non passino altri 40 anni prima di andare in un nuovo futuro. Venerdì 25 febbraio riparte la stagione offerta dal Circolo Empedocleo di Agrigento per il teatro da camera, con la direzione artistica di Giuseppe Adamo e Mario Gazziano. Arturo Cantello. Siamo con il presidente Adamo del Circolo Empedocleo. Giorno 25 febbraio si riparte con i nuovi impegni del circolo, la nuova stagione teatrale, insomma tanta carne al fuoco, presidente. Sì, abbiamo dovuto sospendere la quinta stagione del Teatro da Camera a gennaio per scopi precauzionali. Riprenderemo ora il 25 di febbraio, venerdì alle 18:15, con lo spettacolo che era previsto a gennaio. Si tratterà di Camilleri nel suo mondo, con Mondalbano e tutti gli altri personaggi, dove ci si addentrerà in tutto il mondo di Camilleri, con le sue contraddizioni, con il suo dialetto. La stagione continuerà con il programma già in cartellone, e lo spettacolo previsto per il mese di febbraio sarà recuperato entro il mese di maggio. Vuol dire che in un mese ne faremo due, visti anche i successi che ci sono stati, diciamo, per i primi due spettacoli di questa quinta stagione e anche negli altri anni. Con l'occasione volevo approfittare per comunicare che il Circolo Culturale Empedocleo sta lanciando una nuova campagna soci con delle agevolazioni un pochino particolari, nel senso che non si pagherà più la tassa di iscrizione ma solo una tandem di 10 euro, e le quote saranno divise in rate semestrali. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.